In Friuli Venezia Giulia si contano quasi 960.300 contribuenti complessivi all'anagrafe IRPEF. Il reddito medio delle imprese in contabilità semplificata si attesta a 38.280 euro, una cifra nettamente superiore a quella dei lavoratori dipendenti regionali, fermi a 25.000 euro e poco più. Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione sbagliata e dannosa. In Friuli Venezia Giulia ci sono 85.000 partite IVA e la stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavorano il giorno rispettando le regole, pagando tasse spesso molto elevate e sostenendo costi e rischi che i dipendenti non hanno. Se esiste evasione va combattuta con grande decisione, ci mancherebbe, ma senza fare di tutta un'erba un fascio. In Friuli Venezia Giulia il reddito degli imprenditori in contabilità semplificata stacca anche quello dei lavoratori dipendenti del 52,6% e supera quello dei pensionati addirittura del 65,3%, registrando uno dei picchi più marcati in tutta Italia. Colpire indistintamente gli autonomi significa indebolire una parte fondamentale dell'economia del paese. L'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante. I dati delle dichiarazioni dei redditi restituiscono infatti una realtà profondamente diversa. In media gli imprenditori e lavoratori autonomi versano praticamente il doppio dell'IRPEF rispetto a chi viene tassato alla fonte.